In via Bellerio oggi abbiamo raccolto le interviste al segretario della Liga Veneta Flavio Tosi e al vice segretario federale Federico Canerri. Lara Tettamanti. Sappiamo che il governatore del Veneto Luca Zaia ha intenzione di fare ricorso nell'ambito della spending review, in particolar modo per quale provvedimento? Secondo Zaia e secondo noi questo è un provvedimento anticostituzionale, semplicemente per il fatto che sono stati previsti dei tagli lineari e quindi senza tener conto delle diversità di spesa tra le regioni del nord e quelle del sud. Noi sappiamo che le regioni del nord da questo punto di vista sono molto virtuose, quelle del sud invece no. Questi tagli sono tagli lineari, quindi si professa secondo noi la possibilità di fare ricorso perché secondo noi questo è un provvedimento anticostituzionale perché lede il diritto, diciamo, dei servizi ai cittadini che devono essere dati nelle varie regioni e il Veneto da questo punto di vista si sente defraudato. Senta, si parla invece molto di spending review sugli enti locali, secondo lei come inciderà questo? Inciderà pesantissimamente perché una parte sono tagli di trasferimenti e quindi i tagli di trasferimenti poi alla fine vanno a colpire direttamente i cittadini. Sono fatti anche questa volta di fatto in modo lineare e quindi si taglierà alla stessa maniera chi ha tanto e chi ha poco, chi spreca e chi non spreca e quindi è un provvedimento che già è nato male e come di solito succede finirà peggio per gli enti locali, soprattutto per quelli virtuosi, di solito i più bastonati sono quelli.